Grazie Presidente, colleghi consiglieri, assessori. Questo è un ordine del giorno che pone all'attenzione di questa Aula uno dei problemi che a mio avviso sono più importanti e di carattere emergenziale oggi nella nostra Regione, anche se non riguarda solo la nostra Regione, ma in particolare tutta la pianura padana. Si tratta, avete capito, lo avete letto, il titolo almeno, dell'inquinamento dell'aria. L'inquinamento dell'aria, cari colleghi, è il peggiore degli inquinamenti, perché non abbiamo difese, avete capito? Noi respiriamo quest'aria, aria ricca appunto di polviscolo invisibile, ci va direttamente dentro i polmoni, ci entra dentro il nostro corpo e ci avvelena lentamente. E questo accade nella nostra regione da almeno 15 anni. Ci sono delle norme europee che sono state approvate dal Parlamento europeo e dalla Commissione, anche tramite i nostri rappresentanti, che impongono dei limiti per tutelare la salute dei cittadini europei. Ecco, questi limiti sono stati sforati da tanto tempo. Quei limiti che dà l'Unione Europea non sono limiti che dicono no, se li superi è messa male la situazione, ma semplicemente dicono dovresti stare al di sotto, ma in realtà quello che dicono tutti i testi e studi scientifici è che l'aria dovrebbe essere pulita, non inquinata. Qui stiamo parlando di limiti che comunque prevedono un determinato inquinamento. Noi addirittura superiamo questi limiti, li stiamo superando da anni, ma in particolare in questo ultimo mese, anche a causa della mancanza delle precipitazioni, li abbiamo superati per moltissime volte. C'è un limite che viene dato, che è quello dei 50 microgrammi a metro cubo di polveri sottili, meglio chiamarle PM10, che viene puntualmente sforato. Pensate che l'Unione Europea ci dice con questa norma che tutela i nostri cittadini non dovete sforare più di 35 volte l'anno questo limite, perché sarebbe comunque già troppo sforarlo 35 volte l'anno. Bene, questo limite quest'anno in quasi tutte le città del Veneto è stato sforato dalle 80-90 volte. Siamo in una situazione drammatica. Perché vedete, cari colleghi, questo sforamento non è di qualche microgrammo, ma siamo arrivati anche a 90 e anche a superare i 200 microgrammi, soprattutto in certe ore notturne, in moltissime delle nostre città. Andate a vedervi i dati dell'Agenzia regionale sull'ambiente, l'ARPA, e vi renderete conto che è un problema drammatico. È un problema drammatico perché, vedete, questo inquinamento non crea dei fastidi, crea un numero importante di malati e purtroppo un numero altrettanto importante di persone che muoiono prematuramente. Chi ce lo dice non è Lega Ambiente, non sono io, come ricorda il collega, ma è l'Agenzia Europea sull'Ambiente. È un'agenzia pagata coi soldi dei cittadini che fa parte dell'Unione Europea. L'Agenzia Europea sull'Ambiente, cari colleghi, emana ogni anno uno studio e quest'anno, nello studio che riguarda i dati ultimi a sua disposizione, che ha monitorato, studiato ed elaborato da tecnici, da scienziati e da esperti, dice che in Europa sono morti prematuramente a causa di questo inquinamento 470.000 cittadini europei e in particolare per quanto riguarda il nostro Stato 82.000. E dove sono concentrati in Italia? Andate a vedervi le cartine dell'ARPA, quelle satellitari sull'inquinamento e anche quelle mondiali, vi accorgerete che sono concentrati, questo inquinamento è concentrato in pianura padana, quindi il problema è strettamente nel nostro territorio. Naturalmente è un problema di difficile risoluzione che andrebbe risolto assieme alle regioni limitrofe e sicuramente con un buon coordinamento e impulso anche da parte dello Stato centrale. I medici, i direttori delle nostre ASL ci dicono tutti in maniera univoca che respirare queste polveri ci porta a malattie cardiovascolari, bronchiti, asma, enfisema polmonare, fibrosi polmonare, cancro ai polmoni, addirittura malattie alla pelle. Quindi
dobbiamo assolutamente intervenire perché c'è un altro fatto, signori. Siccome in Unione Europea quando si violano delle norme c'è anche un meccanismo tale che punisce chi viola le norme, a differenza di norme magari di carattere regionale o statale, e la punizione consta in delle condanne e in delle sanzioni. Allora noi, come Stato italiano, siamo stati condannati esattamente il 19 dicembre del 2012. La Corte di Giustizia Europea, cioè i giudici dell'Unione Europea, ci ha condannato perché non abbiamo rispettato questa direttiva sulla qualità dell'aria. Ma successivamente è bene sempre ricordare queste cose qua, perché non stiamo parlando di cose effimere, ma cose che riguardano i nostri cittadini, centinaia, migliaia di nostri cittadini. L'altro fatto grave è che a luglio dell'anno scorso l'Unione Europea monitora le polveri, l'inquinamento, la Commissione Europea manda una diffida prima al nostro Stato e dopodiché apre una nuova procedura di infrazione. Bene, siamo ancora sotto processo, siamo prima pregiudicati nel 2012 e adesso siamo nuovamente sotto processo perché violiamo costantemente questa direttiva, cari colleghi, assessori e consiglieri. Quindi siamo pregiudicati, siamo stati condannati appunto nel 2012, siamo sotto processo ancora. Che cosa stiamo facendo per evitare la sanzione? Perché le sanzioni non ce le hanno date nel 2012, perché l'Unione Europea è anche di manica larga, sapete. Le sanzioni ce le applicano solo se siamo recidivi, solo se verremo condannati una seconda volta. Questa volta siamo vicinissimi alla condanna. Si parla di circa, sono sempre cifre a spanne, di circa 1 miliardo di euro di sanzione, che pagherà naturalmente lo Stato italiano. Ma allora, li vogliamo fare o nostri investimenti per tutelare i nostri cittadini prima di dover pagare le sanzioni all'Unione Europea? Sti soldi qua li tiriamo fuori o no per muovere anche la nostra economia? Pensate con la tecnologia che abbiamo noi in Veneto, con tutte le imprese che si occupano ad esempio di fonti rinnovabili, tutte le imprese che si occupano anche di filtri per quanto riguarda le emissioni, quanto importante sarebbe investire, dare degli incentivi per rottamare le vecchie stufe, quelle inquinanti, incentivi per rottamare le vecchie auto, incentivi per chi investe in fonti rinnovabili che non inquinano l'ambiente, non emettono anidride carbonica, l'altro problema che crea altri problemi a carattere mondiale, e qua sto parlando di cambiamenti climatici. Quindi, cari colleghi, tutto ci dice che dovremmo muoverci. La Regione già nella scorsa legislatura ha dato qualche timidissimo segnale incentivando la conversione di vecchie stufe, incentivando l'utilizzo della bicicletta, dando altri incentivi utili ad abbattere questi inquinamenti. Quindi con questo ordine del giorno si chiede semplicemente non di spendere di più, ma di risparmiare, colleghi, perché qua risparmiamo soldi in sanzioni europee, risparmiamo soldi in spese sanitarie, perché avete capito i numeri sono consistenti, e in più diamo un minimo di tranquillità ai nostri cittadini che stanno respirando aria avvelenata da più di 15 anni. Quello che vi ho detto sono fatti che li potete verificare con l'Unione Europea, con il nostro Ministero dell'Ambiente, con l'assessorato anche all'ambiente, penso, l'assessorato alla sanità, cioè sono fatti di dominio pubblico. Quindi questo non è un impegno economico, ma è un investimento in salute, in ambiente e anche per risparmiare in futuro soldi. Grazie.